Dal 5 al 12 luglio Veneto, in particolare Venezia e l'Altopiano di Asiago e Trentino a Longarone, ospitano per la prima volta i campionati mondiali di orienteering, di corsa e precisione. 54 le nazioni partecipanti dei 5 continenti, è stato spiegato in sede di presentazione dell'evento, trasmesso in varie nazioni di tutto il mondo. Fondamentale è l'opera dei volontari, oltre 600 persone. Dobbiamo ricordare che lo sport turistico, come lo chiamo io, di queste grandi federazioni porta il 2 e il 3% del PIL veneto. Abbiamo un territorio che è stupendo, un territorio da far conoscere, un territorio che può ospitare all'aperto tantissime specialità. L'orienteering è una di queste, ma il tiro con l'arco, l'equitazione, la vela, abbiamo di tutto e di più. Importante è, come ho detto prima, fare squadra, istituzioni, sport, volontariato a disposizione per far diventare grande nel mondo dello sport il nostro Veneto e il nostro territorio. 3 sono i milioni di appassionati a questa disciplina nel mondo, soprattutto appassionati che arrivano da una zona a noi molto cara da un punto di vista turistico, che è il nord Europa e i paesi scandinavi. Quindi è un'occasione davvero straordinaria e coinvolgiamo una città straordinaria come Venezia e poi un altopiano altrettanto bello come l'Altopiano di Asiago. Venezia ovviamente mantiene questo ruolo di forte attrattore, perché credo che sia uno dei motivi principali attraverso il quale viene scelto il Veneto per tantissime manifestazioni. E poi attraverso questa grande capacità di attrazione diffondiamo queste bellezze del nostro territorio attraverso lo sport. È una gara di corsa in cui il percorso non è però segnalato e sono da fare diverse tappe solo guardando la mappa e usando una bussola, quindi l'abilità fisica, correre forte, ma anche una abilità tecnica, perché solo sapendo leggere la mappa bene si trovano questi punti, si fa la scelta di percorso giusta e probabilmente si vince. Purtroppo da noi imperversa nel bene e nel male il calcio e tutto il resto viene dichiarato sport minore. In realtà i valori che ogni sport minore ha al suo interno sono molto molto alti. Andiamo all'estero, un'attività come l'orientamento in Svezia e in Finlandia ha uno share televisivo superiore a una gara di Formula 1, quindi voi capirete come l'importanza dello sport per tutti è molto diffuso all'estero e un po' meno diffuso da noi.